Buonasera. La presentazione di oggi è un pochino una boccata d'aria fresca, una boccata d'ossigeno, un segno di speranza nei confronti del futuro della nostra economia. Entreremo in un mondo che è abbastanza snobbato dai media generalmente. Un mondo però che invece è costituito da un nocciolo duro di realtà che costituiscono davvero il futuro, sono i protagonisti della ripresa economica di cui abbiamo avvertito i primi segnali l'anno scorso. E capiremo attraverso la presentazione del libro, il suo autore, gli ospiti che andrò a presentarvi, che davvero l'economia italiana può e deve riprendersi. Il libro quindi, il suo titolo è Nuove imprese, chi sono i champions che competono con le global companies. E il suo autore, a cui diamo un bentornato davvero di cuore, è Filiberto Zovico. Tutto ha inizio dall'esigenza di capire, nel periodo dell'ultima grande crisi economica, cosa stesse accadendo al nostro sistema italiano produttivo. Quanto il processo di deindustrializzazione stesse minando il nostro paese, che comunque è considerato il secondo nucleo della manifattura europea. Per dare una risposta seria, obiettiva e delle chiavi di lettura coerenti, il centro studi, il gruppo di ricercatori di Italy Post, di cui Filiberto è la guida, il fondatore, ha svolto un'indagine, un'analisi sulle piccole e medie imprese che proprio nel periodo della crisi avevano un fatturato fra i 20 milioni e i 120 milioni di euro. Quanto ne è risultato è un nocciolo di oltre 500 imprese che avevano anticipato e guidato la ripresa, interpretando le evoluzioni del mercato e quindi sviluppando strategie vincenti e quindi arrivando a crescere proprio nel periodo della grande crisi. Sono imprese che non sono molto frequentemente, come dicevo, sotto i riflettori degli osservatori, degli analisti, ma in realtà costituiscono la colonna portante della ripresa dell'economia. Sono imprese che reinvestono i propri utili in azienda, con macchinari e con personale. Sono imprese che credono, che sono molto legate, hanno il loro cuore nel loro territorio, ma al tempo stesso hanno una visione verso i mercati estere. Sono 500 queste aziende che Filiberto, il gruppo di lavoro, definisce champions. 3 di queste saranno protagoniste di questa serata insieme a Filiberto, insieme agli altri ospiti e ci racconteranno la loro esperienza. Le presento e poi andranno al tavolo a discutere insieme con Filiberto. Sono Silvia Borsotti di Mate Hostel, Giovanni Ferrari di Brevetti CEA e Francesco Battistella di Amer Group. Francesco Battistella ci sta particolarmente a cuore perché oltre ad essere molto sensibile alle nostre serate ci contribuisce sempre all'organizzazione ed fa parte del gruppo che ha contribuito a questa serata. Vi ricordo però che fra le 500 imprese champions ce ne sono altre 3 del nostro territorio, che quindi è particolarmente fertile da questo punto di vista. Sono la Chromaplast di Valdagno, le confezioni Peserico di Cornedo Vicentino e la Marco Bicego di Trissino.
Grazie quindi a Filiberto e grazie alla coordinatrice di questa serata che quindi condurrà tutto quanto il filo del discorso e stimolerà Filiberto e gli altri partecipanti con delle domande e per approfondire proprio il tema della ripresa di queste Champions. Benvenuta a Roberta Bassan. Giornalista economica del Giornale di Vicenza. Una parola solo su Italy Post, di cui Filiberto è fondatore. È un portale di approfondimento sul mondo delle imprese, dei territori, e promuove molti importanti festival, fra cui Festival Città Impresa di Bergamo e di Vicenza, il Galileo Festival di Padova, il Festival della Green Economy di Trento e Trieste Next sulla ricerca scientifica. Questa serata organizzata dal network, appunto, con il contributo di Amer, ha ovviamente il supporto del Comune di Valdagno. E se volete acquistare il libro di Filiberto è possibile farlo, in fondo alla sala c'è un punto di vendita della libreria De Franceschi. Prima di lasciare la parola a Roberto, cedo il microfono al sindaco del Comune di Valdagno, Giancarlo Acerbi, per un saluto. Buona serata. Grazie, benvenuti a tutti e un grazie particolare ai nostri ospiti, al Guanxi e a Amer che sponsorizzano in qualche maniera la serata. Direi che il tema è molto interessante. Un'amministrazione, un territorio non può restare indifferente al fatto che alcune aziende del territorio, tra virgolette, vadano bene e siano inserite tra le 500 Champions di cui si parlava prima. E questo non solo per un ragionamento strettamente legato al lavoro, quindi posti di lavoro, benessere e così via, ma anche perché le aziende esprimono il territorio, dovrebbero esprimere il territorio, auspichiamo che esprimano il territorio nell'azienda e l'azienda nel territorio, con tutti i risvolti che ne derivano, dal sociale allo sport, al know-how, alla cultura e così via. Noi amministrazioni, l'ho detto anche recentemente a un forum organizzato dal Giornale di Vicenza, è importante intanto che non facciamo danni, perché a volte possiamo anche far danni. E poi dobbiamo dialogare, magari in un triangolo col mondo della scuola, col mondo della formazione, con le aziende e favorire quello che è il loro essere nel territorio, oltre che essere nel mercato. Credo che a Valdagno ci sia qualche bel segnale. Sono orgoglioso come sindaco, ma anche come cittadino, che alcune delle aziende del territorio, non solo di Valdagno, siano inserite in questo elenco, che vuol dire tante cose, l'ha detto anche Monica prima, vuol dire innovazione, vuol dire fiducia, vuol dire coraggio, vuol dire lungimiranza. E credo che sia un bel segnale che ci aiuti, come amministratori, anche noi a guardare un po' più in là del domani. Spesso la politica si ferma a dire, beh, facciamo adesso e poi si vedrà. Credo che la politica in questo senso deve prendere esempio dalle aziende. Se poi le aziende sono tra le Champions, è meglio ancora. Grazie e buona serata. Allora, buonasera a tutti, sono Roberta Bassan del Giornale di Vicenza e ringrazio anch'io per l'opportunità che mi è stata data, ringrazio Guanxi, ringrazio Filiberto perché la sua prima qui a Vicenza, la presentazione insomma nella provincia di Vicenza per la prima volta del suo libro. Ecco, che devo dire la verità, quando mi è stato mandato in PDF ero in vacanza e ho detto, caspita, adesso mi devo sorbire un saggio economico. E invece devo dire che, insomma, non lo dico perché ce l'ho qui accanto, però l'ho davvero letto in un soffio, perché penso che veramente sia riuscito a tradurre quelli che possono essere termini anche un po' difficili da digerire, no? L'EBITDA, il MOL, il ROE, la PFN, in maniera però davvero gustosa, nel senso che si capisce veramente cos'è la redditività di un'impresa, cos'è l'utile di un'impresa, che cosa fa un'impresa. L'ha scritto veramente in maniera leggibile, per cui insomma innanzitutto insomma lo consiglio, ma poi insomma spero che
durante questa serata i temi che saranno trattati, insomma, vi faranno anche un po' invogliare a questa lettura che però dico veramente è veloce. Allora, io ho conosciuto Filiberto come editore e lo ritrovo autore di un libro, Nuove imprese. Come ti è venuta, Filiberto, questa idea? Beh, grazie Roberta, troppo generosa, come si dice. Allora, la cosa è stata questa. Noi 3 anni fa, 4 anni fa, se ti ricordi, in tutti i giornali, in tutti i consessi, discutevamo sul fatto che molto probabilmente il Veneto sarebbe letteralmente crollato, che eravamo di fronte a un processo di deindustrializzazione, vedevamo aree industriali svuotarsi, capannoni svuotarsi, aziende fallire. Sapevamo già, e qualcuno lo scriveva 5 anni fa, che sarebbe crollata la Banca Popolare di Vicenza e probabilmente poi anche Veneto Banca. Vedevamo i nostri giovani fuggire, guardavamo i dati demografici e vedevamo diventare la popolazione sempre più anziana, con i giovani di talento sempre di più all'estero, e ci siamo chiesti se quello sarebbe stato il destino di questo territorio che era una grande potenza manifatturiera. Questa era quello che vedevamo, cioè bastava girare un'area industriale, bastava parlare con qualche uomo di banca e si aveva un quadro esattamente di questo tipo. Contemporaneamente, diciamo, soprattutto chi operava sui fondi di investimento e così via, cominciava a raccontarci che c'era una realtà industriale che andava molto bene, che faceva ottimi risultati, poi ci raccontava di un'altra realtà ancora. Quando ha cominciato a raccontarci della terza realtà, uno che è un po' attento dice: va bene, adesso cerchiamo di capire cosa succede. Allora abbiamo deciso di fare una ricerca che non fosse basata sugli uffici stampa, no? Tu sai quanto gli uffici stampa invadono le vite di chi fa editoria, no? Per cui ci sono aziende che ti lanciano il comunicato: quest'anno ho perso 6.200.000 euro e quindi sono andato benissimo perché l'anno scorso ne ho persi 6.300.000, no? E magari sono 10 anni che fa perdite di questo genere, e se per caso tu dal giornale scrivi ma forse quell'azienda lì ha un problema, ti dicono no, ma tu ce l'hai con quell'azienda lì, no? Ma allora sei cattiva, no? Non vedi che il comunicato stampa è così. E poi però c'era gente che i comunicati stampa non li faceva. E allora, guardando i numeri, mi hanno detto: vabbè, facciamo una prova, mettiamo dei paletti alti e vediamo in quanti li saltano. Ecco, scusami, voi avevate fatto un pre-test, no? Perché eravate partiti dal Triveneto, dal nord-est, e lì avevate visto che già, insomma, qualcosa stava iniziando a girare. E poi da lì avete detto: vabbè, allora allarghiamo un po' a tutta Italia. Ecco, quali criteri? Ha già detto qualcosa Monica, ma però anche per capire dove andiamo a parare, no? Allora, quali sono i criteri che vi hanno portati a scremare 4.632 imprese? Abbiamo chiesto aziende che negli ultimi 5 anni, 6 anni, fossero cresciute di almeno il 7% l'anno. Aziende che negli ultimi 3 anni avessero avuto una redditività di almeno il 10%, e aziende che sostanzialmente non avessero debiti con le banche. Non uno di questi 3 parametri, tutti e 3 insieme. Come dirla, farmi usare dal punto di vista maschile: bella, alta, intelligente, simpatica, no? Cioè, doveva averle tutte queste imprese. Ne saltano fuori 100. Quando andiamo a vedere l'elenco, cioè, e chi sono questi? E abbiamo cominciato a vedere dei nomi che, per scovare Amer, ci siamo arrivati per sbaglio, perché ho visto Valdagno, mi ricordavo di Guanxi, e Amer è un'azienda che appunto sostiene questo tipo di iniziative. Brevetti CEA, dov'è il mio amico? Eccolo lì, che vedremo dopo. Ho dovuto telefonargli 20 volte per
chiedergli di poter andare a farmi spiegare chi era e che cosa faceva. E quando sono andato dentro, la prima battuta che mi ha detto è ma lei quale dei nostri concorrenti l'ha mandata? In realtà, se non sbaglio, ha detto: sono i cinesi che ti hanno mandato. Esatto. No, perché è anche molto difficile riuscire a entrare proprio in queste aziende, primo perché gli imprenditori non hanno tempo, poi perché non hanno, scusate, voglia di raccontare quanto vanno bene, perché è una, per esempio, delle difficoltà che tante volte incontriamo anche noi per trovare delle nicchie, delle realtà nuove. Lì il punto, ecco, però qual è il punto? Che quando ne scopri 100 così e poi l'abbiamo ampliata a livello nazionale per capire cosa succedeva in giro per l'Italia, il punto interessante è che quando poi io ho cominciato a girare un po' come un appassionato, diciamo, a visitarle e a farmi raccontare le loro storie, ho capito che non erano le vecchie imprese che avevano pescato l'onda del mercato, ma che sono nuove imprese, nuovi imprenditori. Poi nuovi imprenditori a dei signori che hanno già superato i 25 anni, sia Battistella che come dire, non suona bene, ma nuovi imprenditori perché hanno una differenza di fondo dagli imprenditori di 20 anni fa, e credo sia il punto vero, e cioè che hanno una capacità di gestire situazioni complesse. Mentre 20 anni fa tu facevi il mobiliere, ti mettevi a far mobili, vendevi in nero come si faceva, vendevi di qua, andavi all'estero e facevi soldi, riempivi le valigie, le portavi in Svizzera, perché questa è la realtà di tanti del nostro settore, poi investiamo in immobiliare, investiamo di qua, investiamo di là, e sono crollati quasi tutti. Questi invece avevano alcune caratteristiche profondamente diverse che li rendevano nuovi. Ecco, quali per esempio 2, 3, 4 temi, tu ne elenchi, mi pare una decina, non è il libro, però... Sì, ne elenco una decina che sembrano tanti, no? E poi adesso man mano che ne conosco sempre di più e che ne conosco altri di altre parti d'Italia, la cosa divertente che gli dico è: siete fatti con lo stampino, perché hanno tutti queste identiche caratteristiche. Hanno un'attenzione spasmodica, il primo punto, alle persone e alle proprie persone, a quelle della propria squadra. Scelgono i migliori, cercano di coccolarsi, sanno che uno dei fattori competitivi è esattamente le persone, cioè che sono le persone che fanno la differenza dentro un'azienda. L'altra cosa è che sono maniacali nel cliente. Se il cliente gli chiede una cosa fatta in un certo modo, eccetera, eccetera, loro sanno che devono servirgliela nei tempi giusti. Cioè esattamente come dire la differenza quando si entra in un negozio tra la commessa che svogliatamente ti dà un vestito e quella che ti fa provare quello giusto, che te lo mette su misura, che te lo costruisce, che se non ce l'ha chiama di nascosto la collega che vada nel punto vendita a fianco a recuperarlo per te in maniera tale che tu diventi. Dopodiché a me fa ridere quando vengono fuori le classifiche che l'Italia non innova e le piccole e medie imprese non innovano. Vai dentro a visitare, io insomma le ho visitate, e capisci che sono più avanti perché innovano 6 mesi prima di qualsiasi concorrente. Dico che competono con le global companies, io uso il capitolo finale del libro su questo, perché oggettivamente c'è nei fatti un movimento in cui le global companies cominciano a entrare in difficoltà e questo fatto su misura che viene fatto da queste aziende diventa la carta vincente. In questo senso Stefano Micelli aveva già intuito tutto 10 anni fa con Futuro Artigiano. Sono dei grandi artigiani tecnologici, non so se Battistella a sentirsi definire artigiano si offende, ecco, ma c'è questa cura artigianale del prodotto che è la vera forza del Made in Italy ed è, diciamo, esattamente il contrario delle mode tecnologiche. Così come sul tema, ne approfitto perché c'è Giovanni Costa che è stato un altro dei grandi temi di discussione, grande o piccolo,
Grande o piccolo in un mondo in cui non sai più che cos'è grande, perché le metropoli, Milano è grande, Milano è uno sputto ormai, no? Dentro il paragone grande e piccolo. Le aziende quali sono grandi? Sotto i 10 miliardi di fatturato ormai sei una media azienda, no? Il problema è la dimensione, giusto, poi Giovanni mi correggerà sempre perché lo cito sempre malamente, la giusta dimensione, cioè sono molto grandi e molto forti nelle loro nicchie specifiche. Stanno dentro quella nicchia lì e dentro quella nicchia sono tra i 3 migliori in assoluto. Cito solo un'azienda che è la Kask, che trovate raccontata nel libro, la Kask di Bergamo, che fa caschi per alpinismo ma anche per la sicurezza, li vende nel mercato americano per la sicurezza a $170 a casco, la concorrenza della grande compagnia li vende a $10 e loro rubano quote di mercato e sono cresciuti da 5 a 35 milioni nel giro di 6 anni. Per carità, piccoli si fa presto a crescere quando si è piccoli, però questo pezzo di Italia qua, Roberta, facciamo fatica a raccontarlo. Ecco, ultime due cose, poi diamo la parola anche ai champion. Abbiamo visto che questi 500 champion sono diffusi un po' in tutta Italia, sicuramente c'è lo zoccolo veneto, di cui tra l'altro in provincia di Vicenza abbiamo 30 imprese. Mi diceva un banchiere, sindaco Acerbi, che come dire, Valdagno è la zona che dà più soddisfazioni, ecco, ne troviamo 3 come diceva lei. No, pensavo a altre zone in realtà, però insomma mi sono ricreduta dalle parole che mi ha detto. Ma la domanda è, hai trovato differenze tra nord e sud del paese? Tu dicevi prima, li ho trovati anche fatti con lo stesso stampino, oppure no? Allora, sul sud adesso ho intenzione di andare in Campania perché c'è un nucleo di 22 imprese in Campania che mi incuriosiscono, perché è un segnale di speranza, non ci sono in Puglia, quindi non sono in grado di giudicare, diciamo, il sud. Trovo una discreta omogeneità di modello al nord, tra piemontesi, venete e lombarde. Faccio notare a proposito delle 30 vicentine che Vicenza è la terza provincia, Milano, Bergamo, Vicenza, e queste esplodono quando sono esplose le banche. No? Esplodono nel senso che esplodono in positivo, in positivo quando esplodono in negativo, quando crollano le banche. Infatti quindi è una cosa, anche questa è una percezione molto particolare. C'è una cosa, diciamo, diversa che si percepisce a occhio nudo, che man mano che arrivi verso Milano trovi in queste imprese una maggiore, come dire, sensibilità e capacità di visione manageriale. Cioè vedi imprese più strutturate e tendenzialmente più pronte a crescere di più. Noi soffriamo ancora un po' di... cioè non abbiamo quell'area. Poi bisogna stare sufficientemente distanti da Milano per non prendere le malattie dei milanesi. Per cui, come dire, credo che il posto giusto sia tra Bergamo, Brescia e un po' Verona-Vicenza, ecco, cercando di... Dove fai i tuoi festival? Beh, noi facciamo i festival laddove c'è città impresa, no? Allora, l'ultima cosa, perché queste storie vale la pena di essere... perché è necessario raccontare queste storie? Beh, innanzitutto perché, come dire, dopo aver passato alcuni anni di depressione a vedere quello che stava succedendo qua, cioè io mi sono fatto una cura rinvigorente che uscivo da queste imprese e uscivo felice vedendo, ma al di là, come dire, del fattore personale, perché ti indicano una cosa, che c'è un'Italia reale, un'Italia vera, che non c'entra niente con tutto quello che noi vediamo in televisione, con quello che succede nelle elezioni, con tutto quello che succede da qualsiasi parte. C'è un'Italia vera che va avanti, perché queste qui fanno in 500, fanno 22 miliardi di fatturato, cioè sono 2 volte e mezza quasi Luxottica, fanno 4 miliardi di redditività, quindi significa che pagano 2 miliardi di tasse. E io vi assicuro che un po' si lamentano,
ma poi siccome guadagnano abbastanza bene che non hanno neanche il diritto, diciamo, di lamentarsi troppo, cioè contribuiscono così. Hanno fatto investimenti, adesso non vorrei sbagliare la cifra, per 17 miliardi negli ultimi 6 anni. E sono solo le prime 500 quelle, e solo nella fascia 20-120 milioni. Hanno 80.000 dipendenti. Allora, se noi smettiamo di guardare indietro, cominciamo a guardare a questi come esempi e modelli positivi, cominciamo a farli incontrare, cominciamo a farli raccontare queste storie, che è la cosa più difficile, probabilmente torniamo a casa con l'idea, ma allora una strada c'è. C'è una cosa che io vorrei far fare un giorno a questi imprenditori, raccontare tutti i loro errori, perché sono convinti che ne hanno sbagliate tantissime. Ma la grande forza che io ho trovato in queste persone è il fatto che dall'errore imparano e non danno la colpa ad altri. Capiscono e risolvono e fanno il passo in avanti. Mentre questo paese è abituato che se sbagli, hai investito tutti i tuoi denari in Popolare di Vicenza, colpa del... insomma... un po' di responsabilità quando andavi ad applaudire Zonin, ce l'avrai avuta anche tu, no? Che c'era qualcuno e dice, ma c'era quello che criticava, no, quello è un... no? Dobbiamo imparare a, quando facciamo gli errori, a dire dove ho sbagliato, e da questi imprenditori si impara cosa posso migliorare, cosa devo migliorare. E con questo atteggiamento questo paese va avanti. Poi noi cresciamo all'1,5%. Se calcoliamo che queste imprese sono tutte al nord, vuol dire che Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna stanno crescendo a ritmi superiori a quelli di tedeschi. E queste imprese stanno crescendo a ritmi superiori a quelli tedeschi. Cioè vuol dire che è un altro boom economico nuovo. Dopodiché hai il problema che devi portare anche il resto del paese, e questo fa parte un po' anche della responsabilità che questi imprenditori non hanno ancora la forza di assumersi del tutto, che è la responsabilità che oltre alla loro fabbrica dovrebbero guardare un po' di più anche fuori, non troppo, perché poi nella storia abbiamo visto che quando cominciano a guardare troppo fuori, cominciano a pensarsi dei grandi geni, eccetera, eccetera. C'è un tipografo, per esempio, a Veneto, che ha avuto, come dire, di queste ambizioni. Ognuno deve saper stare al suo posto, loro sono bravi imprenditori, devono guardare un po' fuori e fare in modo che i propri interlocutori politici facciano come dice il sindaco di Valdagno, stiano possibilmente fermi cercando di non far danni. No, poi possono fare di più, ma insomma. Vabbè, io direi... almeno quello. Direi di sentirle allora adesso queste storie, questi 3 champion che abbiamo. E allora Francesco Battistella, amministratore delegato del gruppo Amer. Giovanni Ferrari, presidente e amministratore delegato di Brevetticea. Silvia Borsotti, cofondatrice, presidente e direttrice generale di Meet Hostel. Allora, io, se non vi dispiace, un po' per cavalleria, un po' perché Francesco Battistella gioca in casa e Giovanni Ferrari quasi, no? Perché l'azienda è a Sovizio, comincerei con la dottoressa Borsotti. Perché allora, sostanzialmente Meet Hostel, poi lo dirà lei, fa parte di questo gruppo che è Bella Italia e che è un campeggio. Quanto di più, lo dicevi tu nel libro Filiberto, di old economy si possa immaginare. Invece questo campeggio, allora, un campeggio che non è una manifattura, cioè non costruisce niente praticamente, ma è un'impresa di servizi, di accoglienza, poi lo capiremo, fa la bellezza di 21 milioni di fatturato, ma al di là di questo produce una benzina, ha un EBITDA, cioè produce una benzina del 50%, 10 milioni di redditività.
Allora, è solo perché la gente non va più all'estero perché ha paura del terrorismo, tutti gli italiani vengono lì, oppure insomma c'è qualcos'altro che peraltro mi colpiva tantissimo, perché in questo campeggio non ci possono andare i giovani, il gruppo di diciottenni, diciannovenni che ha fatto la maturità e che dice vado al campeggio, non può andare al campeggio Bella Italia perché vanno solo le famiglie, per cui insomma una esperienza un po' particolare, ecco. Come ci siete arrivati e qual è la vostra ricetta? Allora, noi ci siamo arrivati, come diceva prima Filiberto, grazie all'attenzione al cliente, nel senso che il primo campeggio l'ha aperto mio nonno partendo da una pura intuizione, nel senso che abitando sul lago aveva questo terreno che dava proprio sul lago, e quando ancora non esisteva turismo sulla sponda veronese, perché i tedeschi andavano tutti negli alberghi di Gardone, di Salò, c'era un turismo diciamo di altissimo livello sul lago e basta. Lui ha avuto queste famiglie di tedeschi che hanno iniziato a chiedergli se potevano mettere la tenda per poter passare qualche notte. Primo anno sono arrivate 2 famiglie, il secondo anno le famiglie hanno portato gli amici, il terzo anno iniziavano ad esserci più tende, e quindi diciamo che a mio nonno è venuto l'intuizione, ha detto perché non faccio il campeggio? E così è nato il primo campeggio del lago di Garda. Da questo campeggio è proseguita sempre di più questa attenzione al cliente, e quindi si è proseguito prima con una diversificazione all'interno di quello che era il concetto campeggio, quindi dal campeggio con qualche tenda, adesso diciamo i nostri campeggi hanno un'offerta molto diversificata, perché ci sono appartamenti, ci sono case mobili, ci sono bungalow, ci sono delle tende attrezzate, continuano a rimanere le piazzole, però diciamo si è partito sempre da quello che poi il cliente finale sperava di trovare, e quindi non ci si è focalizzati sul fatto no, il campeggio è solo tende, ma si è sempre voluto diciamo sperimentare. E, infatti il Camping Bella Italia è un campeggio che ha 7.500 posti, tra l'altro è vero fa un fatturato di 21 milioni e lavora solamente su base stagionale, quindi diciamo che comunque è aperto da marzo a novembre, e si era partiti sul lago con una stagionalità da giugno a settembre. Si è voluto investire molto in questo, si è collaborato molto con le realtà locali, perché all'inizio, essendoci questa stagionalità da giugno a settembre, tutti i ristoranti chiudevano, tutte le altre attività chiudevano, e quindi il turismo aveva difficoltà, diciamo, comunque ad attrarre le persone. Quindi si è fatto un lavoro di squadra, diciamo. Si è collaborato molto con le realtà locali, anche con delle scelte interne nostre, che pur con 7.500 persone abbiamo cercato di coinvolgere le persone locali nella ristorazione, cioè non ci siamo voluti, diciamo, tenere tutto per noi, tenendo le persone dentro, perché riteniamo che una struttura va bene se tutto il territorio intorno va bene, soprattutto nel mondo del turismo. E questo, diciamo, questo modo dell'attenzione al cliente, della diversificazione, ha portato adesso all'apertura dell'ostello, che era appunto un modo per, diciamo, nei campeggi noi vogliamo che il nostro cliente sia abbastanza ben definito, quindi lavoriamo molto bene con le famiglie, con i gruppi di anziani, in bassa stagione anche con i gruppi di sportivi, però ci si è resi conto che non possiamo accettare ad agosto le famiglie, poi magari viene il gruppo di ragazzini a cui piace bere, a cui piace divertirsi, e mettiamo un gruppo di ragazzini di 18 anni vicino a una famiglia con i bambini. Allora abbiamo deciso di creare delle altre strutture al di fuori del campeggio per canalizzare comunque la domanda che c'era e che riuscivamo a trainare tramite le nostre strutture in altre strutture. Quindi abbiamo aperto un campeggio per le persone che hanno i cani, abbiamo aperto l'ostello della gioventù per i gruppi di giovani che, essendo in una struttura comunque più delimitata, riescono anche insomma ad essere un po' più sorvegliati, perché poi in campeggio, diciamo, ci sono delle superfici talmente ampie che diventa anche difficile occuparsi di questi giovani. E quindi diciamo sì, che è nato tutto proprio vedendo cosa voleva il cliente, piuttosto che cosa secondo noi poteva essere la scelta giusta. Non si stancano a stare al lago? No, che periodo medio di permanenza c'è? La clientela è più straniera? Dipende dalla tipologia di struttura. In ostello e negli alberghi, perché abbiamo anche alberghi, appunto a parte l'ostello e dei residence, quindi diciamo albergo e ostelli hanno una permanenza media di 2
2,5. Nei campeggi il nostro obiettivo principale è portare la permanenza media il più in là possibile. Adesso è sulle 2 settimane, ma stiamo lavorando molto per arrivare anche alle 3 settimane. Ma quanto ha influito per esempio la crisi sul fatto che uno dice scelgo di andare in campeggio piuttosto di... E poi appunto la clientela più italiana, più nei campeggi c'è la prevalenza assoluta del turismo tedesco. Dopodiché ci sono austriaci, irlandesi e italiani in minimissima parte. In Ostello abbiamo una prevalenza di turismo pari merito tedesco, inglese, italiano, perché sul lago di Garda abbiamo Gardaland e quindi questo porta molte famiglie italiane anche. Per quanto riguarda i residence è sempre di più il tedesco. Quindi diciamo sì che il lago di Garda, anche per la sua particolarità, diciamo che ha una prevalenza di turismo straniero. Per quello sicuramente una delle ricette, tra virgolette, per generare questo tipo di numeri è stata sicuramente l'attenzione al cliente, può essere una sicuramente delle ricette. Andiamo con Ferrari al cuore invece della manifattura, no? Ma insomma, intanto è vero che quando è arrivato Filiberto ha detto quale cinese ti manda? Quale concorrente cinese? Non è vero, anche perché Guangxi, che è un mio cliente. Ho un cliente che si chiama, ne ho tanti in Cina, ma un cliente ha lo stesso, è un gruppo, ne ha in varie città cinesi, è proprio ha quella denominazione lì. Comunque, tanto vi dico cosa fa Breveticea, perché noi facciamo un lavoro abbastanza limitato. In Italia siamo in pochi, nel mondo non siamo in molti. Facciamo macchine di controllo per l'industria farmaceutica. Noi controlliamo le fiale siringa, i flaconi e i flaconcini riempiti di liquido o di polvere. Perché prima si controllavano a mano, no? Si controllano ancora a mano, okay. Però è un lavoro necessario, siamo sotto la normativa dell'FDA, è un lavoro abbastanza difficile. Abbiamo cominciato negli anni 50, dove si faceva a mano, con una lente o di fronte a una lente, poi con delle piccole meccaniche, con delle meccaniche sempre semiautomatiche, ma c'era un'operatrice donna, perché solo le donne possono fare questo lavoro, perché possono esserci non hanno delle problematiche della vista che comporterebbero al non riconoscimento dei flaconi. Gli uomini questo lavoro non possono farlo. E nel 1980 abbiamo pensato di fare una macchina completamente elettronica, cioè togliere la donna, togliere l'operatore umano e togliendo un lavoro molto difficile, molto faticoso, perché i turni erano di 40 minuti di lavoro e 20 minuti di riposo, e nei 40 minuti di lavoro per le operatrici 20 minuti erano alla macchina per controllare le fiale e i flaconi e 20 minuti erano il carico e lo scarico, perché era tutto semiautomatico. Nell'80 abbiamo avuto siamo riusciti con dopo 2 o 3 anni di ricerche e di tentativi, abbiamo fatto la prima macchina elettronica italiana ed europea. Ci siamo arrivati 1 anno e mezzo dopo i giapponesi. Abbiamo preso una strada diversa e siamo riusciti a battere tutta la concorrenza delle multinazionali che stavano cercando di fare anche loro queste benedette macchine, con dei mezzi che abbiamo dovuto inventare e creare. Non c'erano telecamere, non c'erano calcolatori, non c'erano tutta quell'elettronica di supporto per fare una macchina industriale. A poco ci siamo riusciti, e grazie all'introduzione dell'80-85, uno dei primi microprocessori industriali,
siamo riusciti a dare potenza alle meccaniche e velocità di controllo. Sono passati quasi 40 anni e ne abbiamo fatta tanta di strada. Adesso facciamo macchine che prima la potenza del primo elaboratore elettronico che abbiamo utilizzato è quella che avete forse in un orologio Swatch o giù di lì, cioè 512K, e adesso abbiamo dei tera di memoria e una velocità pazzesca. Abbiamo cominciato con una velocità di produzione di 1500-1600 contenitori all'ora, adesso siamo a 36.000, stiamo andando verso i 40.000. Quindi la svolta, Brevetticea ha sempre investito e reinvestito in tecnologia, ma la svolta vera e propria l'abbiamo avuta, quella che ci ha differenziato dai nostri concorrenti tedeschi o i concorrenti italiani. Concorrenti giapponesi non ci sono più perché sono stati assorbiti dai tedeschi. È stata quando ho avuto l'intuizione di andare a vendere in Cina dei macchinari tecnologici peraltro abbastanza costosi, ed è stato circa 10 anni fa. Abbiamo cominciato, il mercato cinese si è aperto a Brevetticea, abbiamo venduto decine di macchine. Credo che dopo 9 anni, abbiamo venduto alcune centinaia di macchine, e questo ci ha permesso, con un mercato così grande, di vendere macchine tutte uguali. Quindi abbiamo potuto fare delle piccole serie di macchine uguali che non hanno impegnato le progettazioni, che non hanno impegnato i nostri tecnici, in quanto i cinesi compravano e andavano ad installare dai clienti. Questo ci ha dato la possibilità, intanto ci ha fatto guadagnare bene, abbiamo dovuto fare dei prezzi minori, un pochettino inferiori del 20% i prezzi del mercato europeo o americano, però ci ha dato la possibilità di utilizzare tutte le nostre potenzialità di progettazione, di varie progettazioni che abbiamo: progettazione meccanica, abbiamo progettazione elettronica, abbiamo software, abbiamo progettazione di visione, sono macchine molto complesse. Ci ha dato la possibilità di utilizzare le nostre risorse per fare macchine speciali, perché mentre i cinesi andavano su macchine standard a listino, c'erano tanti clienti, specialmente le multinazionali europee o americane, che chiedevano macchine un pochino speciali, macchine che non erano mai state fatte. È qui che è cominciata la grande sfida, è quello che ci ha fatto fare un balzo in avanti dal punto di vista tecnologico e anche dal punto di vista di differenziazione fra i nostri competitors, che sono peraltro 2 multinazionali tedesche ad oggi e qualche industria dei concorrenti italiani, che sono peraltro fuoriusciti da brevetti negli anni. Uno dei nostri concorrenti, il più piccolo dei concorrenti tedeschi, fa 3 miliardi di fatturato, il più grosso ne fa 46. E ovviamente sono divisioni nell'ambito di queste grosse aziende, però credo che la Bosch nella divisione machinery, dove ci sono i nostri concorrenti, facciano 1 miliardo, 1,5 miliardi di fatturato. Diciamo anche quelli di Brevetticea, che con i dati che ha riportato Filiberto nel suo libro, parlo di 2016, poi chiederemo il 2017, 35 milioni di fatturato con una crescita del 9%, sostanzialmente, diciamo anche una redditività che è del 20%, insomma, benzina. Sì, le redditività sono sempre state buone, ma cioè piccoli ma in grado, come dice il nostro problema in cosa è successo negli ultimi 3 o 4 anni, che è quello che forse che interessa di più in una serata come... Sono cose di cui abbiamo parlato molto poco, oltretutto queste, ma è quello che ci ha dato la spinta
ci siamo guardati attorno e abbiamo detto qui non possiamo, o miglioriamo continuamente oppure ci raggiungono, perché ci sono delle potenzialità, delle capacità anche economiche e finanziarie che sono 100 volte superiori delle nostre, anche se ne abbiamo, siamo ben forniti di mezzi. E quindi abbiamo investito e stiamo investendo in persone. Quando si diceva prima che la Brevetti CEA non ha investimenti, salvo gli immobili, salvo i capannoni, salvo qualche macchina e le macchine elettroniche, computer, software, noi investiamo in uomini. Stiamo investendo, stiamo cercando. L'anno scorso abbiamo assunto circa più di 20 persone, quest'anno ne abbiamo già assunte altre 7-8, dovremmo assumere un'altra ventina. E quindi sono tutti tecnici, ingegneri di software, ingegneri di visione e ingegneri meccanici. Ci stiamo preparando a fare qualcosa di diverso, perché io dico sempre ai miei: non guardate mai i concorrenti e gli altri, guardiamoci in casa e andiamo avanti per la nostra strada. In questo sono 20 anni che lo dico. Fino adesso ha funzionato, vorrei che funzioni ancora per i prossimi anni. Sono gli altri che ci vengono dietro, ci corrono dietro e ci copiano. Questo è stato uno dei segreti della Brevetti CEA, è quello che ci ha dato la forza per non essere mangiati, perché fanno presto, vengono lì con un assegno in bianco, ci chiedono di cedere l'azienda, cedere la tecnologia, cedere cose. Non ne abbiamo bisogno, non è nelle mie corde. E magari quindi, come dire, affrontiamo questi temi, manodopera e anche eventuali, insomma, fondi. Vi sto dicendo un po' quali sono. Sì. Troppa carne al fuoco. No, una cosa volevo chiederle invece, quindi, voi in pratica fate occhi digitali che sostituiscono quelli umani, insomma, una cosa molto specialistica. Esportate tutto, quasi tutto? L'anno scorso abbiamo venduto una macchina in Italia e non l'abbiamo ancora consegnata, perché sono in ritardo i clienti. Una macchina, non certo un'azienda italiana, ma un'azienda di Bari, che è la Serono, posso dirlo perché non è un segreto, che la vecchia Serono, forse adesso qualcuno di voi l'avrà sentita, e adesso si chiama Merck perché è stata venduta. Ma perché non funziona il mercato domestico? Perché non c'è questo tipo di mercato? Perché non hanno i soldi per fare nuovi investimenti. Allora. Penso, oppure qualcosa alla concorrenza italiana la lasciamo. Vabbè, iperspecializzazione e stare un passo avanti gli altri mi sembrano le ricette di Brevetti CEA. Battistella, gruppo Amer, insomma lei gioca in casa e da come la illustrava Filiberto nel suo libro, la sua ricetta sembrerebbe essere questo, diciamo, modello verticale, no? Produrre il più possibile dentro il perimetro aziendale. Allora lei fa micromotori, sbaglio? No. Diciamo che i micromotori sono un'altra cosa. Noi siamo partiti a fare motori, siamo partiti col fare motori elettrici, ma motori esclusivamente a corrente continua, quindi naturalmente con una tecnologia abbastanza obsoleta quando siamo partiti, e poi ci siamo adeguati a quelli che possono essere stati gli sviluppi di tutta una condizione di mercato che stava richiedendo sempre maggiore capacità di soddisfare delle esigenze che il semplice motore in sé non può dare. Allora siamo specializzati maggiormente nei sistemi di trazione. I sistemi di trazione sono quelle, quei componenti che servono a far muovere tutte quelle macchine o anche operatrici che naturalmente devono vivere la possibilità di spostamento autonomo, senza la possibilità che ci sia qualcuno che deve essere in ausilio con qualche carrello, con qualche sistema di trazione particolare. Però tutto questo significa, io ho capito che qui le situazioni sono abbastanza diverse. Prima lì si va chiamiamo sul tempo libero, quindi un servizio.
lui praticamente fa situazioni che vanno direttamente come prodotto finito sul mercato, io invece vado direttamente alle aziende che producono macchine e quindi faccio componentistica. Quindi cos'è il mio mercato? Dov'è il mio mercato? Il mio mercato sono, visto che l'Italia è l'azienda manifatturiera, cioè la nazione manifatturiera, è un po', diciamo, simbolo anche dell'Europa, in quanto siamo il secondo produttore, diciamo, di manifatture. Certo, e il 98% nel Vicentino è manifattura, per cui insomma ci siamo assolutamente dentro. Assolutamente sì. Poi quali sono gli altri mercati? Gli altri mercati è dove si producono macchine. Allora, dove riusciamo ad avere questa nostra capacità di penetrare il mercato e avere anche delle possibilità di affermazione? È il mercato americano, il mercato cinese, il mercato indiano. Ecco che quando noi incominciamo a parlare di mercati, e per noi il mercato è sempre quello che ci ha dettato le condizioni per sviluppare prodotto, per sviluppare nuove iniziative e tutte queste cose qua, va bene, noi non è che prendiamo e ci inventiamo prodotti senza l'ausilio di quelli che possono essere le indicazioni di mercato, perché facciamo anche noi prodotti customer, quindi adatti a quelle che sono le implicazioni e le applicazioni del cliente, e quindi dobbiamo lavorare con il cliente, dobbiamo fare apprendere le condizioni per poter, diciamo, soddisfare al massimo quelle che possono essere, con un privilegio particolare che quando iniziamo lo studio e lo sviluppo di un prodotto che va sul mercato a una macchina che deve essere, diciamo, di una vita di 5 o 6 anni, sappiamo che il nostro prodotto in 5 o 6 anni noi abbiamo la garanzia della possibilità di avere la continuità di fornitura. Ma questo mi incuriosiva, per arrivare, parlo di 2016, dopo mi dirà il 2017, ad avere 88 milioni di fatturato, quasi 10% di crescita, un EBITDA medio negli ultimi 3 anni del 27%, vuol dire che generate 22-23 milioni insomma di ricchezza prodotta. Qual è la ricetta? Come avete fatto? Allora, prima segreti, prima si vende e poi si produce, questo è il nostro motto, però il produrre diventa una cosa dove praticamente tutti i tempi che si riducono all'interno, diciamo, di una produzione e soprattutto la progettazione deve tener conto di tutte le sfaccettature che portano a un conseguimento di risultato dal punto di vista risparmio tempo, va bene, dal punto di vista risparmio tempo che ci portano continuamente allo sviluppo interno e un'innovazione interna che è costante. Ogni giorno si fa qualcosa di nuovo, ogni giorno si mette in campo qualcosa, un'idea che possa essere vincente, e tutte le cose che possono anche andare poi secondo le esigenze di mercato vengono prese in considerazione per svilupparle in serie nella produzione. Allora voi fate questi piccoli motori che aiutano praticamente a spostare i macchinari dentro le fabbriche, in pratica, sì. No? Chi sono i vostri concorrenti? Beh, guardi, fino a poco tempo fa i nostri concorrenti, diciamo, ce n'era uno in America, e poi dopo che la Cina ha messo fuori il naso anche su queste cose, naturalmente abbiamo trovato anche più di qualche concorrente cinese. Però fino a circa 10 anni fa noi vivevamo in un'isola felice, però cosa abbiamo, diciamo, ci siamo dati come obiettivo? Che il prodotto più semplice e meno tecnologico è, più facile è da copiare, più facile è da avere a concorrenza adeguata, che ci porta via spazi di mercato. È l'unica situazione. Non sono, sicuramente anche i brevetti hanno la loro importanza perché costituiscono, diciamo, un avvertimento prima per la concorrenza, però la sostanza è che noi dobbiamo innovare il prodotto proprio perché naturalmente la concorrenza ci segue a ruota e quindi noi siamo obbligati a stare davanti agli altri.
Ecco, vede, tutte queste situazioni possono essere anche guardate da un altro... In giro per il mondo noi siamo, diciamo, una piccola situazione che se però siamo capaci di arrivare là dove i nostri prodotti praticamente possono essere guardati con una certa, chiamiamolo così, intelligenza e anche con una certa volontà di capire il significato che hanno, diciamo, che portano in sé, sì, il mondo è grande e quindi per noi il mercato è sempre grande. Scusa se interrompo, le stesse parole che hai detto potevo dirle io, pari, pari, uguali, uguali, perché la stessa identiche cose. Tu motori, io macchine, ma le stesse cose potevo dire, identiche, guarda, mi hai tolto anche due pensieri proprio identici. Beh, mi fa piacere. Cose, hai detto sulla Cina, sulla concorrenza, che l'isola felice, lo stesso. Una cosa mi incuriosisce, lei che esporta tanto in America, la politica di Trump cosa rappresenta? Cioè è più un fattore di incertezza o no? La politica di Trump sicuramente posso dire che a noi nel finire del 17 va bene, sicuramente ci ha penalizzato un po', perché ci ha penalizzato soprattutto quella storia del dollaro. Va bene. Il mercato, se Trump sicuramente metterà dei dazi che possono andare anche a influire su alcune situazioni di componentistica, perché noi usiamo, per esempio, sappiamo che i dazi guardano all'alluminio piuttosto che all'acciaio, noi usiamo alluminio e acciaio. Se poi guardiamo queste cose, e allora sicuramente, a meno che il mercato americano non sia capace di assorbire questo 10 o 20 o 25% di ricarico, ma non lo penso, dovremmo essere noi capaci di vedere quali sono le correzioni da apportare per poter allargare i mercati, darci delle alternative e soprattutto guardare o fare dei prodotti che dal punto di vista tecnologico possano sicuramente diciamo, andare davanti agli altri. Avete clienti americani nel vostro campeggio? Sì, più negli alberghi e negli ostelli che nei campeggi. È un differente tipo di turismo. Una cosa dice Giovanni Ferrari che non so, un po' allarmante, no? Lei ha detto: non sappiamo se riusciremo a proseguire la crescita perché non abbiamo personale sufficiente a produrre un maggiore numero di macchinari. Lei ha detto, mi ha tolto la parola prima, che avete assunto sì, altro, però c'è questo tema del... È un grosso problema, perché noi facciamo le macchine, siamo bravi a farle, ma dobbiamo dare anche il servizio, non è che vendiamo la macchina ed è finita lì. La macchina deve essere installata, deve essere messa in produzione. Pensate che una multinazionale mediamente spende la stessa cifra che ha speso per comprare la macchina per arrivare alla validazione, con tempi che possono superare anche l'anno. Tante volte pretendono o chiedono che ci sia un nostro tecnico specialista ad assisterli in questa validazione richiesta dall'FDA. Quindi non solo dobbiamo avere tanti tecnici per la manutenzione, per le revisioni, per gli interventi quando succede qualcosa, ma dobbiamo avere tecnici molto bravi, molto validi, per portare le macchine alla produzione. Non tutte le aziende cinesi non lo fanno in maniera molto limitata. Le aziende indiane lo fanno sì, con dei tempi abbastanza brevi. Le multinazionali, specialmente le americane, le tedesche o le svizzere, ci mettono un anno e mezzo. E tante volte chiedono appunto un anno e mezzo di presenza di nostri tecnici. Quindi ci porta via risorse, perché ovviamente non vogliono il tecnico, il meccanico o l'elettronico, vogliono softwareisti, vogliono gente che li adatti, perché uno dei punti vincenti della brevetti è quello di andare dietro ai desiderata del cliente. Questo ci permette intanto di accontentare il cliente e poi di trovare nuove soluzioni a nuove problematiche.
perché le aziende farmaceutiche inventano sempre qualcosa di diverso. Voi, non so, pensate, una fiala è tonda, perché non hanno inventato le fiale quadrate? L'hanno fatto nel passato, avevamo le fiale esagonali o flaconcini esagonali. Dopo ci hanno rinunciato perché non riuscivano a tenere attaccate le etichette, però noi abbiamo fatto la macchina per controllarle. Quindi i contenitori, poi i contenitori ce ne sono sempre poi inventano dei controlli, addirittura su una fiala siringa noi facciamo 16 punti di controllo con 110 tipologie di difetti. E questo ne facciamo a 36.000 per ora. In ogni ora passano 36.000 fiale. Voi se avete fatto un vaccino, che sia stato della Glaxo, che sia stato della Novartis, che sia stato il 90% dei vaccini in Europa li controlliamo, sono controllati con macchine e brevetti. Ma qual è la vostra difficoltà? Allora, voi, ho sempre i dati 2016 che ha riportato Filiberto, avete 140 dipendenti, no? Adesso poi li aggiorneremo. Ne abbiamo 148 in questo momento. Perché ci sono state sì, le assunzioni. Sì. Ecco, ma qual è la difficoltà? A trovare persone specializzate, a trovare persone che stiano all'estero per tanto tempo, entrambe le cose? È un po' tutto. Intanto devono essere persone disponibili a viaggiare. Persone devono essere istruite, ci mettono un anno, i più bravi ci mettono un anno a imparare a fare le cose bene e poi devono sapere l'inglese e devono dare la loro disponibilità. Il problema è che noi vendiamo più di quello che riusciamo ad addestrare, tutto lì. Perché il problema, signori, è che le aziende farmaceutiche, quando ho cominciato questo lavoro, avevano le squadre di meccanici, di tecnici che mettevano interne alle varie aziende, ai vari reparti produttivi, e poi è stato nel 90, li hanno eliminati e hanno scaricato tutto sui fornitori di macchinari. Poi hanno fatto di più. Questo lo posso anche capire, perché le macchine si sono complicate, le macchine sono diventate molto specializzate, quindi anche i tecnici di manutenzione dovevano specializzarsi, quindi non poteva avere 10 tecnici per 10 tipologie di macchine, e questo lo capisco, ma una squadra di validazione, una squadra di manutenzione o di gestione della macchina dovrebbero averla. Invece ultimamente, specialmente negli ultimi 2 o 3 anni, scaricano anche il cambio di una semplice lampadina su un allarme. Cioè non c'è più l'omino dell'azienda che cambia la lampadina dell'allarme, quella rossa che c'è sopra. Telefonano brevetti CEA e chiedono non solo la lampadina di ricambio, ma anche il nostro personale che vada a cambiargliela. Io adesso ho esagerato un po', ma siamo lì, perché ci aspettiamo anche questo. Ma i giovani, nel momento in cui nel momento in cui fate le assunzioni, trovate giovani oggi disponibili ad andare all'estero o no? Sì e no. Vanno all'estero per 15 giorni, per un mese, per 2 mesi, poi tornano, vanno, vengono. È una vita molto difficile. Ci sono dei ragazzi in gamba, ce ne sono tanti ragazzi in gamba, quelli che troviamo sono veramente in gamba, continuiamo a cercarli, li troviamo. È difficile trovare quelli che sono disposti ad andare all'estero o se la sentono di andare all'estero, perché qualcuno nel recente passato è arrivato anche con la mamma, non aveva 30 anni ma ne aveva un 22, è arrivato con la mamma e ha detto: mamma mia, deve ciappare l'aereo, se è pericoloso. Insomma, il ragazzo si vergognava, è diventato rosso come non so che cosa, però poverino lui, questo, troviamo un pochino di tutto. È gente laureata questa, era laureato anche ragazzi. Ecco, tra l'altro, tecnici, laureati, che rapporto avete con le scuole? Laureati, stiamo cercando, adesso stiamo cercando... E ne cercate attualmente? Di quanti ne avreste bisogno? Ne assunti 20 l'anno scorso? Ne ho già assunti 5, ne ho bisogno di altri 5. 2018? No, 5 solo per un progetto.
questi laureati, softwareisti, ho bisogno di 5 softwareisti e 5 diciamo analisti di visione. Vabbè, io volevo fare una domanda, non volevo, me l'ha suggerita Filiberto, allora li paga bene? Forse non li troviamo perché non li paghiamo, cioè vengono gratis tutti perché siamo talmente bravi, talmente belli e talmente famosi che vengono a lavorare gratis. No, li paghiamo bene, sicuramente bene. Stavo facendo, però cosa è successo? Da un anno c'è una ripresa ulteriore, cioè mentre prima la ripresa, io non sono un campione, io sono una persona normalissima che lavora da 40 anni con passione. Io sono sempre stato molto, ho sempre tenuto un profilo basso per educazione, per l'educazione che mi hanno dato, proprio siamo così un po' in tutta la famiglia, ma abbiamo sempre, brevetti CEA sono sempre venuti volentieri a lavorare perché abbiamo sempre pagato un pochettino più del dovuto e abbiamo dato delle condizioni di lavoro molto buone. Mi sono portato 2 ex dipendenti, in fondo, 2 dottoresse, che possono confermare che anche 10 anni fa sono andate via perché le pagavo troppo. No, ecco, mi veniva da dire, se sono ex dipendenti e mi pare che siate giovani, sì, avranno avuto le loro ragioni per andare via, che non chiediamo. No, beh, ma perché sono del luogo, quindi la strada per arrivare in brevetti a Vicenza è piuttosto lunga. Hanno preso altre strade, non sono andate via sbattendo la porta. Battistella, lei ha fatto, mi pare, sulle 177 assunzioni del 2014 al 2016. Sono andate a vedermi i giornali di Vicenza di un paio d'anni fa, riportavamo questi dati. I dati che riporta Filiberto sono 2016 356 dipendenti. Ecco, lei la manodopera la trova abbastanza facilmente o no? Insomma, ha fatto un'infornata pazzesca nel giro di 2 anni che è anche coincisa, immagino, con la crescita. E adesso come va? Guardi, scusi. Allora, diciamo che fino al 2016 si trovava abbastanza facilmente, ma anche noi abbiamo bisogno di guardare alla manodopera con un certo sospetto, nel senso che non è che ci va bene, diciamo, qualsiasi persona che sappia o abbia voglia di lavorare. E avendo anche tutto questo personale, pensando a quello che sarà il prossimo futuro, perché quello che ci preoccupa in questo momento è arrivare in tempo adeguato per quello che sarà la 4ª rivoluzione industriale. Quindi noi siamo già partiti da un paio d'anni su questa direttrice e pensiamo di arrivarci fra 3 anni, era il progetto iniziale, penso che saranno anche 4, ma comunque tutto quello che faremo naturalmente per il 4.0. Cosa devo dire? Devo dire che le persone che attualmente sono in fabbrica, noi dobbiamo fare un grosso programma di riconversione, un grosso programma di adeguamento del personale a quelle che saranno, diciamo, le esigenze del futuro chiamiamolo fra i 2-3 anni sicuramente. Quelli che andiamo in cerca adesso sono le stesse figure che praticamente lui ha pronunciato un attimo fa, softwareisti, e piuttosto che fare un'aggregazione, nel senso che una fusione. Ingegneri elettronici piuttosto che diciamo stiamo vivendo come con entusiasmo, ma nello stesso tempo anche con qualche preoccupazione, in quanto il progetto in sé è un progetto ambizioso. Abbiamo già investito nel 2015-2016 qualcosa come 15 milioni. Dobbiamo diciamo, pensare a quello che sarà diciamo, un'esigenza ulteriore nel futuro, perché alcune macchine le stiamo sensorizzando direttamente noi all'interno con i nostri tecnici, però abbiamo capito che in ultima istanza dovremmo quelle macchine averle comperate con già la trasformazione per poter, diciamo, ottenere i risultati che ci siamo prefissi di ottenere.
essendo un progetto di questa dimensione, che però non ci penalizzerà dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che abbiamo fatto in questi anni serve ed è servito per dare consistenza, diciamo, al nostro gruppo. Spero che dia risultati e che ci dia soddisfazione di quelle che possono essere gli entusiasmi e le idee che stiamo mettendo in campo. Ma meglio tecnici o meglio laureati? Perché adesso c'è molto questo tema, no? Sono due figure che possono, con caratteristiche diverse. Se io prendo un tecnico che viene fuori da un istituto tecnico, quindi un perito o quello che una volta chiamavamo perito, sono ragazzi molto più pratici, molto più pronti. Un laureato in materie scientifiche, che sia un ingegnere, che sia un fisico, può venire fuori da un liceo, può venire fuori da un liceo classico anche, ci mette un po' di più, però dopo recupera molto più velocemente. Cioè, una volta che fa fatica, è un diesel, uno è a benzina, l'altro è un diesel. Poi ci sono sempre i campioni anche fra. Cioè, abbiamo dei ragazzi, almeno in questi ultimi 2 anni, veramente dei ragazzi molto preparati e molto bravi, con molta voglia di lavorare, sicuramente. E fra questi, mediamente molto bravi, ci sono le eccellenze. Ce ne sono, non sono scappati tutti. E qualcuno è tornato, e torna dall'Inghilterra, torna dagli Stati Uniti. Coinvolgo Silvia Borsotti perché è vero che voi avete, sempre dati di Filiberto, una 70ina di dipendenti, però anche è vero quello che diceva lei, che per esempio nel vostro ambito, allora, voi sapete fare bene certe cose, le fate, il resto esternalizzate, per cui il ristorante sarà dato in gestione, i negozi saranno dati in gestione, ed è anche un modo, diceva lei prima, di far lavorare il territorio, no? Per cui date lavoro in modo indiretto. Esatto, poi a dire la verità anche per noi il personale è uno dei temi più centrali, diciamo, perché nel nostro settore ci deve essere, sì, lì non è importante aver laureati piuttosto che tecnici, ma ci deve essere un quoziente emozionale, chiamiamolo così, molto alto, perché poi è il nostro personale che è il biglietto da visita per il turista, e come penso tutti abbiano esperienza, insomma, quando si arriva in un hotel, quando si arriva in una località di soggiorno, la cosa che più colpisce è come si viene accolti e come, insomma, la disponibilità, la solarità del personale. E questo per noi è anche per noi un punto dolente, uno perché offriamo lavoro stagionale e quindi magari le persone più valide, quando gli viene offerto un contratto che dura tutto l'anno, ovviamente accettano quell'altra opportunità. Riusciamo, diciamo, un po' a superare questo problema grazie al progetto di espansione che stiamo vivendo, quindi col fatto di aprire più o meno 2 strutture nuove ogni anno noi riusciamo a far crescere le persone più valide, riuscendo quindi partono magari dal lavoro di receptionist qualche mese l'anno e si trovano a diventare poi direttori, direttrici delle nuove strutture, anche perché uno, diciamo, delle proprietà più importanti è l'affidabilità di queste persone, perché poi gli si dà in mano, che è un altro problema anche di crescere così velocemente, di avere poi una squadra sotto che riesca poi a portare a termine tutti i vari progetti, fondamentalmente. Filiberto vuole rubarmi il mestiere, per cui vuoi fare una domanda tu? No, ma volevo solo fare una considerazione, perché se notate bene, tutti e tre hanno un metodo di ragionamento che è molto simile. Cioè prendono ogni pezzettino, lo smontano e lo rimontano, come dire, in maniera diversa. Quando io sono stato al camping Bell'Italia, la prima domanda che ho fatto è stata: ho visto il camping Marina di Venezia a Cavallino, che ha un EBITDA del 27%. Voi come fate a farlo col 50%? Cioè ogni 1.000 euro che incassate guadagnarne 500. E loro mi hanno spiegato questo, mi hanno detto: noi avevamo la stagione di 3 mesi
e l'abbiamo allungata 6 mesi. Dico, ma come avete fatto a allungarla 6 mesi? Siamo andati a prenderci i clienti all'estero, riempendo quella stagione e vendendogli Milano come destinazione. Cioè, sono andati a Peschiera, gli hanno venduto Milano, gli hanno venduto Firenze, no? Un altro modo, scusa esatto. se ti interrompo, è anche di creare vendere lo stesso prodotto in 3 modi diversi. Quindi, soprattutto in bassa stagione, quando non so, magari abbiamo 1000 unità, la stessa, e quindi puntando su un solo segmento ne venderemo magari 300, in verità puntiamo anche su altri segmenti differenziando il prezzo, quindi lo stesso bungalow lo vendiamo con un nome, senza asciugamani, senza lenzuola per chi vuole risparmiare e portarselo da casa, lo vendiamo con un altro nome ma a un prezzo più alto, offrendo inclusi asciugamani, lenzuola e facendo un check-in anticipato, perché ovviamente avendo 1000 strutture il check-in è molto tardi, alle 6, perché il personale deve avere tempo di pulire 1000 strutture, però è anche vero che una parte di quelle strutture ce l'abbiamo già pronta alle 2 del pomeriggio e quindi perché non venderle con un altro nome a un altro prezzo, e quindi in questo modo diciamo che riusciamo a attrarre diverse tipologie di clienti, chi vuole spendere meno, chi vuole spendere di più, essere più servito, certo. E quindi faccio un altro esempio che non c'entra qui, l'acqua Lurisia, che è conosciuta, ha un problema per cui deve passare, adesso non mi ricordo bene, se da 100 a 300 milioni di litri da imbottigliare, e non è che prende e dice va bene, imbottigliamo 300 milioni, si pone un problema, chiama gli amici di Auxel che li seguono su questo punto, li chiama e dice senti, spostare 100 milioni, 300 milioni di bottiglie mi cambia tutto, mi cambia il magazzino, mi cambia il sistema, studiamo tutte le modalità per fare redditività alla fine, no? C'è questa cura maniacale da parte di tutti loro di non fermarsi mai in superficie dei problemi. Quando Battistella racconta il 4.0, adesso lo racconterà anche al Festival Città Impresa, perché l'ho costretto a venire anche al Festival Città Impresa a raccontare il pezzo della sua esperienza, diciamo, no? Che non è ancora conclusa, è in itinere, però si pone il problema di come questo 4.0, che in Germania è pensato per la grande industria in un certo modo, deve adattarsi alla sua industria per rendere meglio e di più sempre. Questo secondo me è la lezione più grande di questi imprenditori che poi giustamente, diciamo, non vogliono neanche sentirsi definire champion, perché fanno normalmente, seriamente, giorno per giorno, minuto per minuto, il loro lavoro. Poi che siano in maniera maniacale, questo ve lo posso testimoniare, perché si sono conosciuti nel corridoio e stavano già discutendo che gli era venuta un'idea su come mettere insieme 2 cose e sono sicuro che poi fra poco chiederanno senta, ma per Requaro qua cosa possiamo fare? Infatti non è vero, ma era la domanda che volevo farle io. Prego. Ho un grande consumo di motori, di micromotori. Secondo me nasce un'alleanza questa sera. No, una cosa volevo chiedere alla dottoressa Borsotti. Qui abbiamo, vero sindaco, Recoaro alle spalle, si dice? Abbiamo Recoaro qui vicino, che è questa località che non riesce, no, a ingranare. Non so, lei la conosce, un suggerimento di metodo, non è mai riuscita ad ingranare con tutte tante diverse cose che erano partite? Allora, io non so qual è stata, diciamo, la strategia per riuscire a rifarla ripartire, però secondo me quando ci sono delle mete che non riescono più a funzionare bisogna reinventarle, quindi bisogna arrendersi all'idea che il vecchio modello di business, chiamiamolo così, non funziona più, e bisogna fare il punto della situazione e dire sì, però io comunque ho le infrastrutture, comunque ho gli alberghi, magari il turismo termale non va più perché non esiste più quel tipo di turismo che c'era un tempo, di questi signori che venivano, passavano le settimane eccetera, e che probabilmente adesso vanno da altre parti perché il mondo del turismo è stato appunto stravolto. E quindi la domanda che ci si potrebbe fare è: ma io adesso come le riempio queste strutture? Noi stiamo avendo un'esperienza molto diciamo illuminante, possiamo chiamarla così, con Lignano Sabbiadoro. Abbiamo preso 2 strutture l'anno scorso, una a Lignano Sabbiadoro e una collegata ai piani di Luzza.
E i Piani di Luzza, per esempio, è una località che magari andava un tempo e adesso magari stenta un po' a ripartire. Noi siamo riusciti a farla ripartire concentrandoci su un target di turismo, diciamo, i gruppi di turismo sportivo e di ritiro religioso. Diciamo questi due gruppi che portano moltissima gente, la portano durante tutta la stagione perché aumenta proprio la stagionalità e non hanno bisogno di strutture particolarmente lussuose, quindi diciamo che gli interventi in ambito di ristrutturazione alberghiera non sono così impattanti, però è vero che l'amministrazione, diciamo, territoriale dovrebbe investire in quelle che sono poi le infrastrutture sportive. In questo modo, diciamo, almeno noi l'abbiamo vissuto con la nostra esperienza, si riesce, diciamo, a reinventare una località creando un motivo d'attrazione, che in questo caso è lo sport, che ha veramente un retroscena incredibile. Noi stiamo lavorando con tantissimi tour operator, specialmente stranieri, che cercano posti in Italia dove poter mandare i ragazzi in questi ritiri. Tra l'altro al Bella Italia noi settimana prossima, che è una settimana dopo Pasqua che sarebbe vuotissima, abbiamo per esempio preso un gruppo di 2500 ragazzi delle Convittiadi che verranno a fare le gare di nuoto con la sola piscina di peschiera, che non è che diciamo ha queste attrezzature particolari, però c'è tanta domanda appunto di turismo sportivo, quindi magari un'idea potrebbe essere reinventare il tipo di turismo senza focalizzarsi su quel turismo che ormai si è capito che non tira più, insomma, bisogna sempre magari rivedere il problema da un'altra ottica. Sono imprese che a guardare i numeri non hanno tanto bisogno delle banche, mi pare, no? Allora, Amer ha una posizione finanziaria netta positiva per 33 milioni, CEA 17 milioni, ma questo è già roba vecchia, mi diceva prima Ferrari. Sì, e lo stesso... Non abbiamo intenzione di tenerli lì, Certo, ma... Appena possiamo, ci stiamo guardando attorno. Per investire, evidentemente. Per investire e per crescere per linee esterne, visto che per linee interne abbiamo qualche problemino. Per cui per fare eventualmente qualche acquisizione... Sì, perché siamo stretti e quindi non abbiamo più spazio per crescere dove c'è brevetti, quindi andiamo a comprare direttamente qualcosa se riusciamo a trovarlo. Ecco, però colpiva, come diceva prima Filiberto, che questa grande crescita è avvenuta negli anni in cui sono crollate insomma, la Banca Popolare di Vicenza, le banche di riferimento, in cui si andava a bussare nelle imprese per dire tu compri le azioni. Sono 22 anni che non busso alle banche. No, bussavano loro per dire... Bussavano loro, ma non ho mai avuto bisogno di soldi e non ho mai investito fuori dalla nostra azienda. Non ho mai fatto investimenti immobiliari, non ho mai fatto investimenti finanziari. Per cui tutto quello che lei sostanzialmente metteva via reinvestiva poi nell'azienda, lo stesso sempre, per Amer. In tutto il gruppo, è un must di famiglia questo. Il rapporto con le banche, si parlava con il credito. Posizione finanziaria netta, 33 milioni positiva. Sì, ecco, noi praticamente in questo, quando diciamo si è parlato di crisi, si è parlato anche di crisi di liquidità da parte delle aziende. E fin da subito, quando abbiamo incominciato a fare impresa, ci siamo accorti che una delle cose principali erano quelle di diciamo patrimonializzare bene l'azienda e di non confondere quelle che possono essere esigenze di famiglia con quelle che sono esigenze aziendali. Abbiamo sempre misurato quello che era la nostra capacità di avere utili e quindi di portarli fuori dall'azienda in modo tale da rendere sempre maggior sicurezza all'interno dell'azienda. E in questo ci ha aiutato, perché se noi abbiamo investito proprio nel momento in cui gli altri non potevano farlo. Ma per esempio, non so, visti i numeri, qualche fondo non ha mai bussato alle vostre porte per dire, lo accennava lei prima Ferrari, vi compro? L'ultimo è stato stamattina. E lei cosa ha risposto? No, grazie. Cioè, lei che cosa vede nel suo futuro rispetto alla crescita? Questo dico, si finanzierà con... Beh, non avendo, dobbiamo crescere sicuramente, se no prima o poi ci mangiano in qualche modo, ci fanno fuori, tra virgolette.
anche se siamo bravi. Non abbiamo bisogno di vendere, non abbiamo bisogno, mi hanno chiesto anche di entrare in borsa tramite qualche motore che ce ne sono un paio adesso che sono di moda. Non siamo troppo piccoli ancora, dobbiamo arrivare a 70-80 milioni, prima o poi ci arriveremo, spero prima che poi, ma comunque c'è sempre questa richiesta da parte arrivano da tutto il mondo, arrivano dalla Cina, arrivano dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Italia, arrivano banche d'affari, si fa fatica a dire di no, anche perché si passa anche per un po' per supponenti, però non abbiamo intenzione di vendere. Vi assicuro che i moltiplicatori dell'EBITDA sono a 2 cifre. E da lei, Battistella, non ho mai bussato? No, diciamo che non ho mai avuto la necessità di dare molta attenzione a queste cose, anche se mi è capitato spesso, anche recentemente, di avere questo tipo di visite, chiamiamole, perché incominciano con chiedere di essere ricevuti, di essere, di parlare un po' di quello che potrebbe essere la condizione finanziaria, via di seguito. Ma io ho sempre portato avanti un principio. Potrebbe anche essere che un domani la situazione poteva anche darci una condizione per un'acquisizione molto importante, diciamo al di fuori delle nostre dimensioni, come è successo per qualche altra azienda. E allora, qualora questa succedesse, noi dico, perché no? Diciamo, se noi abbiamo 10 e abbiamo bisogno di 100, abbiamo anche la possibilità di guardarci attorno per chi ci dà la possibilità finanziaria, però è un detto un po' dal Veneto, mai fare il passo più lungo della gamba. Quindi Certo, una testimonianza del fatto che, per esempio, parlo della provincia di Vicenza, abbiamo un'unica azienda in borsa, che è un'azienda orfa che è arrivata mi pare un anno fa, un paio d'anni fa. Per il resto parlavo con un imprenditore non tanto tempo fa che ha iniziato il programma Elite, che è un po' l'anticamera della borsa, ma mi raccomandava: non sta a scrivere che vado in borsa, perché non vado in borsa, perché diceva il tema è quello, una volta che sei in borsa perdi un po' il controllo. Insomma, soprattutto ci sono delle condizioni anche in borsa che devono essere guardate, diciamo, con assoluta puntualità, e soprattutto c'è anche una struttura di controllo che deve rispondere adeguatamente, perché altrimenti in borsa si fanno di quelle condizioni che non possono essere, diciamo, guardate da un primo approccio con molta semplicità, devono essere guardate soppesando bene questa situazione. Ma si va in borsa se si ha bisogno di liquidità o per motivi di cambi generazionali o allargamento, o diciamo la famiglia molto allargata, quindi per mantenere determinati equilibri. Noi non siamo in questa situazione, non abbiamo bisogno di finanziamenti, siamo iperliquidi, lo stesso lei, quindi ci godiamo il frutto del nostro lavoro di tanti anni. In serenità. No, assolutamente. Mi piacerebbe sentire cosa ne pensa, non so se la posso coinvolgere, Giovanni Costa, Banca Intesa, preferisce? No, qualche intervento, se c'è qualche domanda, qualche curiosità, se no, insomma, io ne ho anche altre, però è giusto dare anche la parola se qualcuno... Beh, magari allora, finché ci pensate, affronto un altro tema io con Silvia Borsotti, che allora è nipote di Franco Delaini, Federico sì, Delaini. è il fratello di mia mamma. Esatto, che è un po' iniziato forse l'avventura suo nonno. Sì. Ecco, allora, come dire, c'è lei, allora, c'è stato un che di passaggio generazionale, cioè sta avvenendo, ecco, comunque ci sono delle persone che continuano questa attività. Ecco, come lo avete vissuto, come lo avete, è stato pianificato, come, diciamo, lei è stata
È una cosa che le piaceva, per cui l'ha intrapresa, è stata costretta? Io diciamo che mi sono laureata 13 anni fa ormai, e i primi 8 anni ho fatto tutt'altro, nel senso che magari quando ero più piccola, sì, durante l'estate lavoravo nelle attività di famiglia, perché andavamo appunto a casa di mia mamma sul lago. Io sono di Bergamo, dall'accento forse si capisce, e quindi ho sempre avuto un po' di esperienza nel mondo dei camping, però la mia idea era di laurearmi e iniziare a fare un percorso trasversale a diversi settori. Quindi ho iniziato lavorando per una società che faceva private equity, venture capital e consulenza. In cosa è laureata? In economia e commercio. E quindi diciamo per 8 anni mi sono occupata di queste cose, e questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché facendo consulenza appunto si riescono a vedere diverse aree di diverse realtà in diversi settori, e quindi e secondo me in ogni settore c'è qualcosa da imparare, da portare poi nel proprio. Poi dopo 8 anni, che comunque lavorare a Milano vuol dire significa spesso finire di lavorare alle 2 di notte, specialmente nel mondo della consulenza. Il turismo mi piaceva molto, mi sentivo pronta per portare qualcosa di nuovo in famiglia, e quindi da qui è nata l'idea dell'ostello, del primo ostello. Non c'erano ostelli sul lago e ho voluto fare questo esperimento, diciamo, che poi è andato molto bene, perché appunto il campeggio Bella Italia ha il 50% di EBITDA e c'è da molti anni. Noi che siamo appena nati facciamo il 45%, quindi comunque diciamo che è un bellissimo risultato, anche per una tipologia di turismo che sul lago non esisteva e che moltissimi non ci credevano. Una cosa che mi ha molto aiutato in questo passaggio generazionale legato a questo tema è che ho la fortuna di avere uno zio, appunto. Mia mamma non si occupa dell'attività di famiglia perché è biologa e fa tutt'altro, quindi... però quindi il mio rapporto è con mio zio, col suo fratello, ed è la cosa più positiva è che è una persona molto... è un visionario. Quindi diciamo che uno non è attaccato a visioni arcaiche, cioè non è una persona che vede questo e vuole solo questo, è una persona molto attenta all'innovazione, molto attenta alle nuove sfide, quindi anche quando gli si propongono idee nuove lui anzi è entusiasta ed è capace ed è contento che qualcuno se ne occupi, che qualcuno li porti avanti. Quindi diciamo che ho avuto questa fortuna comunque, cioè non mi sono scontrata con una generazione molto diversa, perché comunque lui è, devo dire, è un visionario, appunto, come dicevo, quindi è anche bello interfacciarsi con lui. Giovanni Ferrari, il passaggio generazionale lo ritiene una criticità o no? In famiglia siamo in tanti, ma abbiamo un gruppo di aziende abbastanza importante e purtroppo nessuno ancora è venuto in brevetticea, forse perché c'è lo zio o il papà cattivo, che sarei io, forse perché è più comodo lavorare in un'azienda o aziende ancora più strutturate. Comunque adesso c'è un mio figlio che si sta laureando e spero che arrivi a darmi una mano, perché di fatto io non sono amministratore unico da 40 anni. È una fortuna, ma è anche veramente molto, molto impegnativo, perché io non ho dei soci o degli azionisti, ho dei parenti, ho dei cugini, dei fratelli che sono molto più esigenti e la mia responsabilità nei loro confronti è ancora maggiore, perché c'è una doppia responsabilità nell'azienda e anche verso la famiglia. Io spero, ho una figlia che sta lavorando a Londra, vorrei che tornasse, ma sta bene, quindi sono condannato a lavorare altri 20 anni e spero di riuscirci. È per scelta però, ma è per scelta, dico, vista le soddisfazioni. Per condanna. Vabbè. Anche perché sono un po' presuntuoso, in alcune cose no, ma ho la convinzione che se vado via io perdiamo tutto. Sto scherzando, ovviamente. No, sì, mi suggeriva Filiberto, insomma, che è stato nella sua azienda, che insomma, ha dei manager anche molto bravi, per cui insomma è anche la forza questa. Certamente non riuscirei a stare dietro a tutto, è un'azienda complessa, proprio nel termine tecnico della parola, è un'azienda complessa.
Ecco, Francesco Battistella, il passaggio generazionale è più una criticità oppure non ci pensa? Ma io ho due ragazze e un genero che lavorano all'interno della fabbrica. Ognuno si interessa di una specificità di un settore, dalle risorse umane al settore commerciale e diciamo al marketing. E poi adesso con l'avvento di una situazione nuova c'ho anche diciamo, il figlio di mia sorella che è venuto a mancare l'anno scorso e che è un esperto in information technology, che sono le situazioni nuove che vengono a presentarsi in azienda e che quindi mi dà consistenza. Poi saranno queste persone a capire se ci saranno dei vuoti all'interno dell'azienda da colmare con dei dirigenti, delle persone capaci di sviluppare adeguatamente quelle che possono essere le esigenze future. Lo vedo con un po' di tranquillità, se vogliamo, anche se magari in famiglia qualcuno mi dice ma cosa fai? Ma perché non ti dedichi? Ma perché non fai imparare? Ogni tanto bisogna lasciare sbagliare le persone per poter capire qual è l'errore. Vedo che non ha ancora imparato a delegare del tutto. Io ho avuto questa fortuna, ci ho messo 30 anni, ma è da 10 anni che se posso delego anche quello che non potrei. Quindi quello che ho detto prima ci stavo scherzando sopra. Cioè vado volentieri, credo di essere ancora il motore della mia azienda, però ho dei validi manager, ho dei validissimi manager, quindi do ampia fiducia. Sono persone di cui mi fido, l'unico rimpianto è non avere un figlio ancora, di cui insegnargli determinate cose e dargli un po', diciamo, insegnare quello che non posso insegnare a un manager, che ci sono dei valori morali che un padre vorrebbe dare ai propri figli o ai nipoti, non c'è differenza, perché tanto siamo una famiglia, una grande famiglia molto unita, ed è questo ha dato sempre forza al gruppo, perché abbiamo delle altre aziende importanti, però siamo alla terza generazione, sta avanzando la quarta, e il nostro fattore vincente è sempre stato l'unità. Io sono della terza generazione, le aziende le ha imbastite mio nonno, poi mio padre e i suoi fratelli le hanno portate avanti, adesso siamo in 9 cugini, adesso ci sono i nostri figli, però è come se fossimo una sola persona. Poi abbiamo le nostre discussioni, ognuno ha i suoi punti di vista, però siamo molto uniti. Ci sono altre famiglie, in altre situazioni si sono un po' disgregate, noi siamo ancora molto uniti e portiamo avanti le aziende con molto d'accordo su tutto. Se posso testimoniarti una cosa, Roberta, avendone viste di più, le situazioni sono molto diversificate. Si va da situazioni simili a quelle di Breveticea, in cui poi c'è un management su tutte le posizioni chiave, diciamo, molto molto strutturato, per cui l'azienda in qualche maniera, se anche va in vacanza, cosa che fa abbastanza spesso, se ho capito bene. Dopo tanti anni lo ammetto. Esatto, sì. L'azienda va avanti comunque. Ci sono situazioni in cui i figli sono stati mandati prima alcuni anni a gestire dei piccole aziende in cui farsi le ossa e poi sono rientrati. Situazioni, mi è capitata un'azienda nella quale sono riusciti a fare il passaggio generazionale con rami per 13-14 persone che sono riusciti a migliorare i risultati della famiglia originaria, che era molto più ristretta. Qui ognuno segue un po' una sua ricetta, però è un punto sul quale di norma c'è molta intelligenza da parte di questi imprenditori nel capire
che, come dire, l'azienda va oltre, poi attraverso la famiglia o in altri modi, ma tendenzialmente anche da questo punto di vista vedo una cultura diversa da quella del passato, almeno in molti casi. Sì, poi insomma fa anche riflettere il fatto che per esempio Benetton, che ha 80 anni, voglio dire, si è ripreso l'azienda un'altra volta nelle mani, per cui insomma come vedete l'azienda fra 20 anni? Spero proprio di vederla, ma Le sfide insomma che vengono poste per i prossimi anni. Beh, intanto ci dia i dati, perché allora io ho i dati del 2016, ripeto, c'è a brevetti 35 milioni di fatturato. Siamo nel 2017. Nel 2017 siamo arrivati quasi abbiamo sfiorato i 39, sempre per quella benedetta macchina che dovevamo spedire, l'unica italiana, che c'è il sito che non è ancora pronto, se no raggiungevamo i 40. Diciamo che l'EBITDA è a 2 cifre, fra EBIT ed EBITDA noi abbiamo piccole differenze, sono circa 450.000 euro, quindi fra MOL e MON non c'è tanta differenza, quindi il risultato all'ordo delle tasse è importante, siamo sui quasi a 10 milioni. E visto che per noi non è importante fare il risultato, fa comodo. Noi gli utili li reinvestiamo tutti, quindi è raro che che ci sia un dividendo importante, non abbiamo bisogno. Quindi vedo una crescita obbligata per i prossimi anni, perché se no non riusciamo a contrastare la concorrenza. Quello che mi spaventa molto è la concorrenza cinese, perché i cinesi 8 anni fa, 1 anno e mezzo dopo che siamo andati in Cina, con macchine peraltro molto semplici, ce le hanno copiate. Non funzionano come le nostre, so che anche le macchine successive cominciano ad essere abbandonate dagli stessi cinesi, però prima o poi impareranno a fare le cose bene. È successo ai giapponesi, prima hanno copiato, poi ci hanno superato. Quindi io mi aspetto una cosa identica. I cinesi sono bravi, sono molto simili a noi veneti, sono curiosi, sono dei gran lavoratori, non mollano mai. E come si fa allora a stare un passo avanti a loro? Continuare col tema dell'innovazione, continuare col... Bisogna investire in cosa? Bisogna investire, andare avanti, trovare nuove soluzioni. Adesso la nostra sfida, per i prossimi anni, è quella di dare al cliente non la macchina, non solo la macchina, ma il servizio. Cioè, le nostre... No, non è il post vendita. È insegnare. Adesso il cliente ha bisogno di noi per fare le ricette, per far andare per personalizzare la macchina con i loro prodotti, cioè il prodotto deve essere controllato e tutti i prodotti sono diversi, il cliente ha prodotti diversi, produce fiale da 2 ml, da 5 ml, col prodotto blu, col prodotto bianco, col prodotto verde. Quando il cliente ha bisogno di cambiare la ricetta, chiamiamola così, ha bisogno di intervento di brevetti CE, perché non sono in grado di farlo, perché è abbastanza difficile e non hanno personale addestrato. Adesso è abbastanza difficile trovare dei parametri, anche per noi tante volte, su delle situazioni difficili. Quindi il nostro lavoro nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è quello di trovare delle interfacce con delle ricette, con delle soluzioni facilmente capibili e utilizzabili dal cliente, quasi un autoapprendimento. Gli fai vedere il tuo problema, glielo fai vedere alla macchina e la macchina in automatico trova la soluzione e trova la ricetta giusta per farla funzionare al meglio e trovare le particelle e trovare quello che non va.
Adesso l'ho detto in maniera molto semplice. Su questo, per esempio, non so, alcune branche dell'industria 4.0, noi non siamo Google Glasses possono... Non siamo 4.0 perché noi non abbiamo... la mia azienda è fatta di persone, non di macchine. Pensavo i Google Le nostre Glasses, macchine sono... No, è già superato, è una qualcosa... Non è intelligenza artificiale, è qualcosa di più. C'è anche quella, ma quella è nella macchina. Noi vogliamo dare al cliente la possibilità di interagire facilmente con la macchina, cioè dare al cliente la possibilità di far funzionare la macchina al meglio. Portata la Formula 1, diciamo che la Ferrari è una buona macchina, però ci vuole il pilota. Quindi il pilota, connubio pilota macchina, fa vincere la gara. Noi abbiamo una buona macchina, ma i piloti li abbiamo in casa. Vogliamo far diventare un pilota di Formula 1 al nostro cliente o alla persona che gestisce la macchina. Quindi non ha più bisogno di noi per vincere, lo fa da solo. Quindi è una macchina non dico in autoapprendimento, ma facilmente guidabile. Questa è la sfida che ci può differenziare dal cinese. No, lo stesso volevo chiederle come vede l'azienda fra 20 anni, quali sono le sfide, ma volevo anche i dati suoi, no? Allora, 88 milioni di fatturato il 2016, come siamo? Noi siamo cresciuti circa in tutte le direzioni, circa un 2% complessivamente. Abbiamo delle aziende che hanno fatto più del 12%. E abbiamo delle aziende invece che hanno ridotto magari il fatturato per situazioni contingenti. Giusto, perché ricordiamo che il gruppo Amer è, consolida e ha 5-6 società. 6 aziende produttive e 4 aziende commerciali. Sempre in questa ottica del costruire nel perimetro verticale. Ma il perimetro verticale a cui si faceva riferimento fin dall'inizio. Ha scritto lui, no, si traduce facilmente in una sola cosa, che quando noi andiamo sul mercato, non possiamo andare sul mercato proponendo uno dei nostri prodotti o il prodotto che è generato da un'azienda. Abbiamo tutta la catena che può essere accettata dal cliente, ma può essere anche accettata in parte, e quindi non diamo la coercizione al cliente di dover impiegare tutta la nostra tecnologia per risolvere un proprio problema di applicazione del prodotto, ma la lasciamo al cliente. Sappiamo perfettamente, come normalmente capita con tutti i clienti, che dando la parte traduttrice di movimento si deve dare anche la parte intelligente di elettronica per poterlo fare, capito? Perché quello che mi è piaciuto fin dall'inizio dei motori è che questi motori possono fare, interpretare tutte le esigenze di una situazione senza l'intervento della persona, vado avanti, vado indietro, possono essere programmati come si vuole. Va bene, e questi motori fanno tutte le condizioni che all'inizio si sono poste per poter ottenere il risultato. E quindi tecnologia sia elettronica, sia di software, sia di prodotto meccanico devono andare a stare insieme. Famosa meccatronica, per cui mi sono tanto battuto qui a Valdaio che non guarda solamente a quello che stiamo facendo noi, ma guarda a tutte le aziende, capisci? Quindi la preparazione dei ragazzi qui è una cosa importantissima, perché trovano sbocchi in qualsiasi azienda, non è necessariamente l'azienda di meccatronica che ha bisogno di queste figure. E lo stesso Silvia Borsotti, come vedi il futuro di questa vostra impresa? Allora, diciamo che adesso ci stiamo sviluppando la novità di quest'anno, che vorremmo entrare nel mondo dei Kinder Hotel, che è un mondo molto focalizzato su tutto quello che è il mondo bambino. Abbiamo appena preso un castello in Austria
da 460 letti, e infatti lì l'idea è sempre un altro problema come quello prima, è a Kitzbühel, che è una località che andava tantissimo negli anni passati, adesso magari va un po' di meno, e quindi l'idea è, ci è capitata l'opportunità, perché poi un'altra nostra caratteristica forse è di andare in cerca dell'occasione, quindi diciamo che magari la nostra espansione si basa anche sull'opportunità che capita in quel momento, e quindi se c'è una particolare struttura che viene praticamente molto molto poco, comunque poi cerchiamo di reinventarla, e in questo caso l'idea è appunto di reinventarla come cioè rivedere il castello, però non tornare al lusso originario, ma rivederlo in chiave parco giochi per i bambini. Quindi sono delle tipologie di turismo dove si ottengono dei margini molto alti e praticamente comportano dei costi comunque non così elevati come quello che potrebbe essere un 5 stelle. Quindi diciamo sì che l'obiettivo futuro è sempre cercare di esplorare nuove nicchie, sfruttando poi la nostra rete commerciale, perché poi diciamo che abbiamo quella potenza, perché ormai abbiamo 31.000 posti letto come gruppo, cioè Bella Italia ne ha 7.500, però tutte le varie strutture che stiamo creando e diciamo che stiamo acquisendo, abbiamo raggiunto ormai 31.000 posti letto in 6 paesi in Europa, e questa gente, la gente che va al mare in Sardegna, poi magari la vacanza in montagna la fa a Kitzbühel, piuttosto che il weekend fa al lago sempre da noi. Quindi l'idea è proprio di creare anche una fidelizzazione del cliente. E magari qualcosa a Recoaro si potrebbe trovare, no? Per... siamo sempre disponibili al confronto comunque. Benissimo per le intenzioni. No, ma assolutamente. Vabbè, ha detto che è disponibile al confronto, non so, non credo ci sia qualche... se si vuole fare portavoce col suo collega di Recoaro. Vedo Maurizio col microfono, se intanto è venuta in mente qualche domanda, se no ci avviamo alle conclusioni. Nessuna domanda. Allora, abbiamo esaudito tutti i pensieri che ognuno... Posso dire una cosa? Prego. Che le nostre esperienze non devono essere esperienze che valgono per tutti, sono esempi che possono essere presi in considerazione, ma che per ogni adattamento a un'esperienza che dovesse essere fatta da un qualsiasi azienda, da una qualsiasi persona, dovrebbero essere adattate e selezionate adeguatamente. Certo, ma credo che però sia al di là delle nicchie è un metodo, no? Un metodo di lavoro. Non sono d'accordo. Allora l'alleanza stasera. No, perché? Non è vero. Il comportamento quantomeno mio in un'altra azienda sarebbe identico, magari esperienze diverse, però il mio comportamento, il mio approccio sarebbe uguale. Sì, quello che dicevo che il metodo, quello che... Sì, si deve adattare, ma la soggettività mia è uguale, sono sempre io. Che sia nel posto A, nel posto B e nel posto C, sarei sempre me stesso. Non cambierei, cambierebbe l'oggettività delle situazioni. Non faccio questioni di persone, faccio questioni di... io nella mia azienda non è che porto tutti i principi che sono alla base, diciamo, di un'organizzazione standardizzata, che io vado a capire quali possono essere le particolarità che possono essere adattate a quella... Su questo sono d'accordo, non avevo capito, avevo capito male, no? No, sono d'accordissimo. Adesso mi fa lo sconto, visto che sono d'accordo, mi fa lo sconto sui motori. Vabbè. Sì, anche 2 sconti. Filiberto, a te la chiusura? Vabbè, non è che c'è molto da aggiungere di più, se non le cose che diceva Battistella adesso, cioè adesso ne avete sentite 3, io che ne ho già viste 40, è diciamo una sorta di puzzle, cioè sono continuamente stimoli che ci arrivano per dire nel nostro ambito, qualsiasi attività noi facciamo, c'è una strada, c'è un percorso, c'è un metodo. Adesso mi colpiva questa cosa del Kinderheim a Kitzbühel, perché è proprio quella l'idea.
io ho conosciuto appunto sia Silvia che lo zio, e confermo che è persona vivace, peraltro cresciuta dentro il campeggio facendo i lavori più umili, perché poi una delle lezioni che si hanno da questi imprenditori è quello di essere sempre partiti essendosi fatti tutta la gavetta, no? E quindi conoscendo perfettamente delle cose di cui parlano, perché conoscono tutti i processi. Ma poi c'è questa capacità, cioè di dire, bene, c'è questa situazione e allora cosa mi invento? Non questa è la situazione, cos'altro si può fare e basta, non arrivano più perché non arrivano più i clienti, ma cosa posso inventarmi per andare oltre quello che è un problema banale. Ed è mi è capitato, lo cito nel libro, fabbricano imballaggi, quindi cartoni, non è che facendo imballaggi, no? Uno cosa fa? Imballaggi, punto. Sarà uguale per tutto il mondo, pensavo io. E lui dice, certo, gli imballaggi sono uguali per tutto il mondo, il costo è quello del trasporto che incide di più, eccetera. Quindi dove devo cambiare? Nel processo. E ha studiato tutto un sistema di processo applicando la Lean, ricetta magica, valida per tutti. No, mi ha spiegato che il 99% di quelli che applicano la Lean a un certo punto si schiantano, e quando è arrivato a schiantarsi ha detto no, c'è qualcosa che non funziona, ma non nella Lean, in me. E quindi devo capire cosa sbaglio io nell'applicare la Lean in questa azienda, cosa non ho capito io imprenditore, non cosa non hanno capito i miei dipendenti. Dice, siamo stati dei mesi, abbiamo fatto questo esame di coscienza, abbiamo capito dove sbagliavamo noi e abbiamo rivoltato l'azienda come un calzino. E fare, non mi ricordo se il 15, il 10, il 20 di EBITDA facendo imballaggi, vi assicuro che è una cosa miracolosa. Hanno studiato fino a che? E poi c'è l'episodio che raccontavo prima a Roberta, di quando un funzionario di una banca va a proporgli di investire lì e lui dà una risposta e dice io faccio imballaggi, non faccio il banchiere. Quindi se ho qualcosa investo in quello che conosco e che so fare, che sono gli imballaggi, e quindi non ha comprato azioni. Quando sono andati i suoi amici dicendo fai nell'immobiliare perché rende molto, lui gli ha risposto io non faccio il muratore, faccio imballaggi, quello so fare e se ho dei soldi li investo. C'è questa, come dire, serietà di sapere fino a dove, qual è il punto in cui si può arrivare. E poi, ecco, permettimi un'ultima cosa che mi è venuta in mente. Quando ho chiesto a tutti quanti, ma voi avete utilizzato il piano Calenda per eccetera, la risposta generalmente è stata sì, beh, certo, l'abbiamo utilizzata perché, ma noi gli investimenti li abbiamo fatti nel 2010, quando c'era la crisi. Se noi avessimo aspettato adesso, quando ci sono gli incentivi a fare gli investimenti, saremmo già belli che morti. Gli investimenti si fanno nel momento di crisi. C'è un'altra storia bellissima, scusate se sono un po' innamorato ormai di queste storie. Un imprenditore di Bergamo che fa macchine per l'imbottigliamento della birra, che tra il 2008 e il 2010 passa da 20 milioni di fatturato a 8 milioni di fatturato, praticamente meno che dimezzato. Dico, e quindi cosa ha fatto? Dice, ho fatto gli uffici nuovi. Dico, gli uffici nuovi? Sì, ho speso 1,5 milioni per fare gli uffici nuovi perché li volevo che chi lavorasse qua dentro doveva sentirsi bene, essere carico e pronto. Dico, ma è matto? Dice, guardi, ho fatto questo ragionamento, la birra non si smetterà mai di vendere, i consumi sono previsti, ci sarà sempre bisogno di imbottigliarla. Quindi c'è stata una crisi? Chi sarà quello più veloce e che farà meglio il lavoro e che avrà le persone migliori e che avrà le teste migliori?
per essere quello che corre di più nel momento in cui il mercato riparte. Non avevo messo i soldi in altre cose, li avevo tenuti in azienda, avevo liquidità sufficiente da fare questa scommessa. L'ho vinta, perché adesso siamo quelli più avanti e quelli più forti. Coerenza, serietà, valori. Cioè ho trovato in queste aziende valori veri, cioè gente seria che appunto... E credo che sia una lezione che ogni tanto va bene ricordarsela, perché sono cose che abbiamo un po' perso. Insomma, chi è della mia generazione, che ha vissuto le fasi dello sviluppo di questo territorio, sa che alla base di quello c'era tanto lavoro e anche tanti valori, valori familiari, valori, no? E attraverso queste ricette crescono. Poi non crescono del 500% l'anno, ma a forza di 7, 10, 8, 10% l'anno, sono queste le aziende che hanno guidato la ripresa, e io credo che dobbiamo seguirle, perché se il contesto mondiale sta in piedi, perché non è che il contesto mondiale dipende da noi, si può fare ancora molto bene. Ecco, il libro si legge proprio così, in un soffio, perché come la racconta così Filiberto è davvero scritto in maniera agevole. I numeri diventano veramente le storie, di cui abbiamo avuto un bel esempio questa sera. Allora, grazie a Silvia Borsotti, grazie a... Grazie a Francesco Battistella. Grazie a Giovanni Ferrari. Ecco, è l'autore del libro Nuove Imprese, Filiberto Zovico.